Giorgio Filaferro, sindaco di Moggio Udinese, 2 giorni particolari, quelle che avete vissuto in paese, la gestione di una situazione davvero anomala, quella di questi due soggetti che hanno deciso di vivere da primitivi. Ah beh, sicuramente. Situazione veramente difficile perché purtroppo sono emerse tantissime difficoltà. Una delle prime è la difficoltà di riuscire a mettere vicino tutte le risorse per poter risolvere quanto prima il problema. Il mio punto di vista è abbastanza negativo, nel senso che ritengo che situazioni del genere, io non ce l'ho con persone che decidono di scegliere per uno stile di vita alternativo e diverso, però ce l'ho con le persone che mettono in difficoltà gli altri. Quindi siete riusciti alla fine a convincerli, a farli desistere dal rimanere in quota dove le temperature sono davvero polari e a farli capire insomma che era il momento di scendere. Ah beh certo, anche perché là la temperatura raggiunge si va notevolmente sotto lo zero, si va a meno 8, meno 10 tranquillamente in questo periodo. Fra l'altro non avevano neanche un tetto per coprirsi, quindi avrebbero rischiato sicuramente di morire. Li avevamo convinti a scendere perché la situazione è quella lì, insomma. E alla fine, insomma, io non è che volevo essere in qualche maniera accusato di omissione di soccorso. Purtroppo la situazione è quella lì, per cui abbiamo deciso di convincerli a scendere e E adesso se ne torneranno a Trieste. avete messo comunque a disposizione anche in questo caso il vostro mezzo per scortarli fino a casa. Eh sì, questo l'abbiamo dovuto fare, sì.